Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e occuparci di aeroporto. Il 23 dicembre 2024 il TAR del Veneto ha annullato il piano di ampliamento dell'aeroporto Antonio Canova, il cosiddetto Master Plan 2030, evidenziandone tra l'altro carenze nella valutazione dell'impatto sulla salute pubblica. Il ricorso al TAR era stato presentato da Legambiente, Italia Nostra e dall'Associazione Riduzione Impatto Ambientale dell'aeroporto di Treviso, che ora chiedono piena esecuzione della sentenza attraverso una diffida inviata ai ministeri competenti, alla Regione Veneto, all'ENAC e alla società di gestione aeroportuale AR3. Qualche cosa bisognerà pur fare per difendere, come dire, la sicurezza, la salute e un minimo rispetto delle leggi. Il non rispondere o il far finta di niente perché si è potenti non è una bella immagine per la nostra provincia, che si vanta di essere un presidio di legalità, un presidio di rispetto della normativa. Sentenza alla mano, le associazioni chiedono all'aeroporto il rispetto del limite di 16.300 movimenti annui, finora abbondantemente superato. Nel 2024 il Canova ne ha registrati 21.685, saliti l'anno scorso a 23.757. Legambiente sottolinea anche un dato, risultato del monitoraggio delle acque del Sile nel tratto urbano in zona aeroporto. La presenza di inquinanti, PFOS in questo caso, quindi della famiglia dei PFAS, probabilmente legate proprio alle attività aeroportuali. Questo, ripeto, lo sostiene ARPAV nei suoi studi. Ma non solo il Sile passa accanto all'aeroporto. È stata fatta una Greenway esattamente a fianco al sedime aeroportuale. Punto di maggior rischio, sospingere famiglie, ignari pedalatori della domenica a respirare e a sfruttare una pista ciclabile che certamente non è salubre, non mi sembra un atto di grande consapevolezza. A Treviso successo per il Pride, ci racconta tutto Elena Dal Forno con Nicoletta Rizzetto. Quasi 2000 persone hanno preso parte oggi al Gay Pride di Treviso, una festa colorata, una festa inclusiva per tutte e tutti che non ha voluto lasciare indietro nessuno. Abbiamo ascoltato le loro gioie, le loro rivendicazioni, le loro paure. Ascoltiamo dunque la musica del Pride, le parole del Pride e le persone che qui con noi oggi hanno voluto festeggiare. Pride di tutti e tutte e di tutti i cittadini, non c'entra che facciano parte o meno della comunità, un diritto acquisito da una persona, un diritto acquisito da tutti. Il mondo non ha più paura di esprimersi, non ha più paura di parlare ed è giusto così che ognuno si possa esprimere come vuole, con qualsiasi tipo di colore, con qualsiasi tipo di amore e di affetto. Per festeggiare noi stessi e i diritti. Sono positivamente sorpresa, mi sembra che ci sia una marea di gente e non si vede la fine del corteo, quindi lo prendo come un segno di vitalità di questa città e non posso che esserne felicissima. Prima di tutto bisogna mettere finalmente fine alla discriminazione di fatto che è data dal non accesso al matrimonio egualitario, accesso all'adozione per tutti, fine di questa crimine orribile che è aver reso la GPA un reato internazionale, un crimine universale. E in generale fine di considerare l'odio come qualcosa che vada promosso invece che contrastato in ogni formula e in ogni forma. Andiamo ora a Belluno. A Belluno, dove è stato presentato il piano di potenziamento dei servizi sanitari in vista dell'estate. Il grafico degli accessi mensili al pronto soccorso lascia poco spazio a equivoci. Con l'avvio della stagione estiva e il boom atteso di presenze turistiche nelle Dolomiti, si apre il periodo più intenso sotto il profilo dell'assistenza sanitaria. Presentato dalla direzione ospedaliera il piano di potenziamento della rete emergenza-urgenza per la stagione 2026, che vede accanto all'ormai consolidata presenza della seconda eliambulanza attiva dal 4 luglio al 20 settembre, l'impiego di 4 ambulanze e una automedica
aggiuntiva a servizio dei territori più periferici. Un potenziamento importante per la stagione estiva, un potenziamento fatto di mezzi e di uomini e donne, di personale sanitario altamente preparato per gestire quelle che sono appunto le chiamate di urgenza o di emergenza. È un investimento importante, 1.130.000 euro, che giustifica il fatto della presenza turistica notevolmente aumentata in questi anni nel nostro territorio. C'è poi il servizio di psicologia di emergenza con il supporto multilingue attivo 7 su 7 e 24 ore al giorno per il sostegno ai familiari colpiti dai lutti inattesi e imprevedibili che in alcuni casi la frequentazione della montagna può provocare. Il potenziamento della rete Sani e Sicuri per la diffusione della cultura della sicurezza nei rifugi di montagna, ma anche lo sportello per l'analisi dei funghi raccolti, la guardia medica turistica e il supporto veterinario. Servizi per le persone, ma di servizi anche per gli animali, di servizi per la comunità appunto in generale, e ricordiamo sempre per chi va per boschi in particolare l'attenzione al tema delle zecche e quindi l'invito eventualmente alle vaccinazioni o comunque di mettere in atto misure di prevenzione che ormai si conoscono, insomma, ecco, dal vestiario, da dove andare, da come camminare e così via. Particolare attenzione inoltre ai disagi causati dal caldo eccessivo, come quello registrato in questi giorni con l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale. Alcuni preziosi consigli come l'idratarsi frequentemente, consumare pasti leggeri e ridurre l'attività fisica nelle ore centrali sono contenuti nel piano caldo dell'azienda sanitaria. È di 2 feriti non gravi il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 13 a Cadola, in comune di Ponte nelle Alpi, lungo la strada 51 di Alemania. 2 autovetture sono finite fuori strada dopo essersi scontrate lungo il tratto che collega l'Alpago con l'imbocco dell'autostrada A27. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'intervento di rimozione dei veicoli si è concluso attorno alle 15. Parliamo adesso delle sfide della montagna, soprattutto delle sfide sociali. Spopolamento, età media sempre più alta, carenza di servizi essenziali e scarse opportunità per l'occupazione giovanile. Nei territori della montagna le sfide sociali si presentano più complesse che altrove. Risulta imprescindibile il ruolo della cooperazione tra territori affinché dallo scambio, così come dal confronto tra visioni diverse per problemi comuni, nascano soluzioni concrete e buone pratiche per garantire un futuro alle terre alte. È l'oggetto del primo incontro tenuto a Belluno nell'ambito del progetto europeo Social Alps, che riunisce amministratori ed esperti da Trento, Innsbruck, Bolzano e Belluno. Come capoluogo volevamo andare oltre, volevamo creare rete, creare dialogo anche per poi passarsi le varie esperienze che città comuni a quella nostra di Belluno potevano avere. Un confronto sviluppato attraverso la creazione di tavoli di lavoro per calarsi concretamente nell'individuazione, analisi e condivisione delle pratiche sociali realizzate nei vari territori delle aree alpine. Iniziare quel percorso di trasformazione che consentirà ai singoli territori di far proprie esperienze positive vissute e già realizzate in altri contesti in una prospettiva proprio di crescita continua e di sviluppo indipendentemente, in modo relativamente indipendente dalle specificità dei contesti. C'è poi l'aspetto del radicamento territoriale con il coinvolgimento imprescindibile delle associazioni, del terzo settore e del volontariato. Il tema legato al sociale deve essere collegato a 360 gradi con le reti di prossimità e quindi in particolare con il terzo settore, ma anche con tutto il mondo delle Caritas e con tutte le opportunità che il territorio sta dando anche attraverso il mondo del volontariato. Solo lavorando attraverso la coprogrammazione e la coprogettazione davvero il territorio riuscirà a lavorare, ma anche come esempio di messa a sistema delle risorse e di utilizzare proprio gli operatori che sul territorio conoscono anche i casi, perché dobbiamo ricordare che del sociale ci si deve occupare anche con le specificità del territorio. Questi i servizi da Belluno di Stefano Bozzi. Alle 8:30, alle 20:30 rientriamo in diretta da Gemona per la serata alpina, lo sfilamento domani mattina dalle 7:15 in diretta rigorosamente su Antenna 3. È tutto, grazie per l'attenzione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.